Amici bellini, a grande richiesta questo video, insomma, può rientrare nella playlist dei campioni a confronto, perché vediamo questi due profili, li mettiamo a confronto perché se ne parla tanto e chissà se il Napoli effettivamente può affondare il colpo. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto ad Antonio Ferri e tutti i nuovi iscritti che stanno accorrendo sul canale, io sono Valerio Fluido e chiedo ai miei iscritti di lasciare un like per far girare questi contenuti che sono interessanti quando si va nell'approfondimento tattico. Io mi diverto. Ovviamente voi lo lasciate il like a prescindere da quello che succede, perché se il Napoli poi affonda il colpo il video esplode, se non affonda il video invecchia, ma voi mi date una mano lo stesso con i like perché siete molto carini con un Ambrabam tattico. Andiamo, perché prima di proprio leggero, prima di parlare di Cup Miners, perché si insiste con questa cosa che il Napoli avrebbe offerto, però l'Atalanta non molla. Quindi io vi ho detto in questi giorni, chi ha seguito gli altri video, che ci credo pochissimo. Poi esce la notizia di Fabrizio Romano che con un tweet dice che il Napoli ha offerto effettivamente 30 milioni per Gabri Veiga, però lì vogliono la clausola completa da 40 milioni e quindi il Napoli qualcosa la sta facendo. In vista di Zielinski però, attenzione, perché questa è la situazione attuale per come la vedo, e voi noterete una cosa, se per Di Lorenzo Zanoli va bene, Rachmani Ostigard va bene, Juan Jesus Nathan si capirà, Olivera Mario Rui, anche se Mario Rui adesso dice che non vuole risolvere, non vuole rinnovare il contratto. Comunque i Nagy, capite, sti rinnovi a che servono? Veramente servono solo per rompere le uova nel paniere. C'ha il contratto fino al 2025, sì, si va avanti, te ne 30 mila che c'è bisogno di per abbassare ancora gli ingaggi. Va bene, lo podcast Dem va bene, ma Anghissà? Perché se se ne va Zielinski, ok, io posso anche pensare nel frattempo c'ho Elmas pronto e posso prendere un prospetto come Veiga che è talentuoso e non deve essere pronto su, ma il vice Anghissà che già è mezzo acciaccato e che sicuro lo perdi. Lì in questo momento c'è Gaetano, che Gaetano pure lui è abbastanza più offensivo e alla Folonuncio, per capirci. Kvara Raspadori lo puoi mettere a sinistra, a destra, Lozano lo puoi mettere al posto di Kvara, Politano, Osimhen va bene se facciamo conto che Osimhen non si può, ma quello che manca e che è più importante del rinnovo di Mario Rui è il vice Anghissà. Lasciamo perdere. Andiamo a vedere questi due ragazzi. Uno è proprio un ragazzo, che è Gabri Veiga, e un altro è un pochino più maturo, perché parliamo di Cup Miners. Andiamoli a vedere nello specifico e poi, come bonus, proprio perché ci vogliamo bene, il confronto io lo estendo anche a Zielinski, perché poi quando mi si viene a dire guarda, ma Zielinski discontinuo, andiamo a vedere quanto è stato discontinuo Zielinski e cosa lasci, la via per la nuova, cosa lasci per ottenere cosa. Allora, partiamo da Veiga. Schermata speciale per lui da parte di Transfermarkt per il maggior numero di tiri in porta tra i centrocampisti nella stagione appena finita. Veiga ha tirato in porta 29 volte, quindi questo ragazzo ci dimostra che gli piace tirare in porta, è un centrocampista di attacco e questa è la prima cosa. Ecco perché non può mai essere considerato un vice Anghissà, perché Anghissà ti fa anche un lavoro difensivo che Veiga probabilmente non fa. Ma andiamo nello specifico. Eccolo qua, nato nel 2002, quindi 21 anni, giovanissimo, 1,85 m. Però è molto slim, è tipo una 70 kg, insomma è un ragazzo lean, non è Adama Traoré per capirci, è molto slim. Spagnuolo, di piede destro, il contratto dovrebbe scadere nel 2026 e il valore che dà Transfermarkt è di 30 milioni. Guardate le posizioni preferite da centrocampista centrale, può giocare davanti alla difesa, può giocare davanti al mediano difensivo, e ancora più nello specifico vediamo che qualche volta è stato utilizzato sulla fascia sinistra, qualche volta praticamente anche SS, vedete, seconda punta, second striker, ma fondamentalmente da centrocampista centrale si considera, quale le mezzale non vengono considerate, quindi da mezzala va più che bene. Dove performa meglio? Da centrocampista
centrale o sotto la punta o proprio da centrocampista mezzala, dove colleziona le sue partite. È un giocatore giovanissimo che è esploso l'anno scorso, quindi ci sono pochi dati a disposizione per Veiga. Questi pochi dati comprendono anche 9 gol da sottopunta praticamente, 11 da centrocampista con 2 assist in entrambi i casi. Altra schermata speciale che ci concede Transfermarkt: nel mondo tra tutti i giocatori è il 226esimo, nella Liga il 33esimo, il primo giocatore come valore assoluto del Celta Vigo, 17esimo tra quelli spagnoli, il 36esimo sempre per valore tra tutti i centrocampisti centrali presi in considerazione, e il nono per la sua età, cioè per quelli che sono nati nel 2002. Quindi è sicuramente uno dei prospetti più interessanti tra quelli che sono i giovani talenti che stanno uscendo. Poi andiamo ancora un po' più nello specifico. In queste 119 partite che ha giocato, insomma, da professionista, 21 gol, 5 assist, 14 cartellini gialli, insomma, per un totale di 6.300 minuti. Ragazzi, quando andate a vedere i minutaggi, prendete sempre con le molle questi numeri, perché sono spesso imprecisi. All'interno stesso di Transfermarkt a volte con i minutaggi in una schermata diversa non si trova. Ne lo sappiamo con Guido, che insomma lui è molto preciso anche con i minuti di recupero, perché alle volte vengono considerati solamente il 90esimo e non va bene così. In questo caso dobbiamo fidarci perché non abbiamo seguito il Celta Vigo, onestamente. E con questi numeri, se facciamo una media, e io mi sono permesso di farla, Veiga si attesta a 4,5. Cosa significa questo 4,5? Cioè che ogni 4,5 partite lui o fa un gol o fa un assist vincente. 4,5, ricordatevi questo numero. Se però questo numero lo dividiamo per i minuti giocati e non per le partite, perché se entra negli ultimi 5 minuti è considerata partita e non è giusto. Per i minuti giocati questo numero scende, quindi ogni 2 partite è 2,7 partite, quindi quasi ogni 3 partite Veiga regala qualcosa di importante per la sua squadra. Ma non è finita qui, andiamo ancora più nello specifico e andiamo a considerare la percentuale di passaggi riusciti, che secondo me è importantissima per un centrocampista. Lo era per il difensore che imposta, ma per il centrocampista ancora di più. Perché tutto quello scambio che rendeva il Napoli così performante. Andiamo a vedere il totale generale della media. Abbiamo un 77,7, non altissimo. Ricordiamo che Kim finiva con 91% di passaggi riusciti, 77,7 di media, non tantissimo. Vediamo che il passaggio non è proprio la sua cosa preferita. Andiamo a vedere. Vedete, è strano per un centrocampista, ma WhoScored ci dà anche dei suggerimenti per quelle che sono i punti di forza e i punti di debolezza del ragazzo. Punti di forza very strong sui tiri da lontano, i long shots, le palloni in profondità è forte, e nei dribbling è forte. Il passaggio è un po' debole e nel tackling è debole, cioè non andrà a contrasto con non ci va con piacere al contrasto. Stile di gioco, gli piace dribblare, quindi è più un dribblatore che uno di quelli che smista il gioco, quindi va bene come mezzala offensiva, ma andrebbe meno bene probabilmente come vice Lobotka, nella zona di Lobotka dove devi dribblare di meno e far giostrare col pallone. Non ci sono notizie per quanto, li vedete, non c'è niente per quanto riguarda gli infortuni, perché il ragazzo è molto giovane e su Transfermarkt non c'è uno storico degli infortuni. Terremo presente anche questo, visto che è una cosa importante. Passiamo a Teun Koopmeiners, 1998, quindi 25 anni, 1,83 m, di piede mancino, con il contratto che scade nel 2025. Qua ci dicono c'è anche un'opzione per un anno successivo. Anche qui vediamo la posizione del centrocampo: gioca davanti alla difesa, può giocare da centrocampista avanzato sotto la punta o da centrocampista centrale, quindi anche da mezzala, e anche qui c'è un valore di 30 milioni di euro. Più nello specifico delle posizioni, vediamo che in emergenza assoluta lui ha fatto anche il difensore centrale, e ne ha fatte anche parecchie, ma non con l'Atalanta, più che altro con la Z Alkmaar. Ma si trova molto bene, come questo è perfetto per se vuoi fare il centrocampo a 2, probabilmente lo puoi mettere con Anghissà e anche con Lobotka come centrocampista difensivo, che però ha talmente tanta qualità nei piedi che
vedete quanti assist e anche quanti gol, e qua è interessante, poi si può spostare addirittura ad ala destra in qualche caso, ma pochissime volte, vedete un'apparizione con quel ruolo. Anche per lui schermata speciale che si riferisce al suo valore di mercato, quindi anche lui come Veiga, essendo dello stesso prezzo, 30 milioni di base, 226esimo nel mondo, 26esimo in Serie A, secondo nell'Atalanta perché il primo, quello che vale di più in teoria, è Scalvini, il 10° olandese, il 25esimo tra i centrocampisti difensivi e il 23esimo della sua classe, insomma della classe 98. Ovviamente molta più esperienza, come vedete, tra anche coppe internazionali, roba di Olanda, quindi abbiamo molti più dati a disposizione. In un totale di 285 partite per 23.000 minuti vedete che abbiamo 61 gol, 25 assist, 37 cartellini gialli. Facciamo anche per lui la media e arriviamo a 3.3 gol o assist, non 3.3 a partita ovviamente. Ogni 3.3 partite avviene un assist o un gol di Cup Miners per la sua squadra. Se andiamo però sempre a fare il calcolo dei minuti per i 90 minuti, ogni 90 minuti, quindi partita vera, il 3.3 scende a 3, quindi ogni 3 partite, ogni 3 volte che fa 90 minuti c'è un gol o un assist di Cup Miner. Ricordiamo Veiga a 2.7, quindi meglio in fase realizzativa, Cup Miners a 3. Per quanto riguarda la percentuale di passaggi riusciti, abbiamo molte più partite con WhoScored da analizzare e Cup Miners si attesta a un 83.2% di passaggi riusciti, non male, meglio di Veiga che era a 77.7. Abbiamo quindi uno che ha più dimestichezza con il passaggio. Andiamo a vedere le sue caratteristiche, sempre come ce le porta WhoScored, e qua vediamo che addirittura WhoScored si allarga e dice non ci sono debolezze, è un giocatore completo, significa che è un giocatore completo, ha i tiri dalla distanza, ha duello aereo, quindi piace a Garcia probabilmente più di Veiga in questo momento, passaggi chiave, finishing, cioè il goal, calci di punizione e concentrazione. Questa è una nuova qualità che stiamo cercando nei giocatori, perché Kim ce l'ha fatto vedere, la concentrazione. Stile di gioco, gioca spesso la palla off the ground, cioè non gioca per forza solamente rasoterra, alza il pallone, gli piacciono le palle lunghe ed è una minaccia sui calci di punizione indiretti, insomma l'assist facile, passa all'ultimo passaggio, quindi è proprio un giocatore che ci servirebbe tantissimo. Abbiamo per lui un storico degli infortuni, perché è interessante anche vedere questo. Vedete che nella stagione che è appena passata, da marzo ad aprile, ha perso 44 giorni per un infortunio muscolare. Che cos'è quello? Il bicipite femorale? Non lo so, non sono un medico, non è che... quindi salta 6 gare con l'Atalanta. Poi in passato poca roba, ha saltato una settimanella, un giorno, 12 giorni, 10 giorni, 3 giorni, quindi poca roba in generale nella sua carriera. Ora quindi già ci siamo potuti fare un'idea di quello che ci piace di più tra i due eventualmente per il Napoli, ma per sfizio vogliamo vedere Zielinski, perché uno dice sempre che è un fenomeno, quell'altro è, e sui nostri invece diciamo è discontinuo, sparisce dalla partita, non è buono, eccetera eccetera. Ho guardato, cioè fatemi mettere la schermata di Zielinski. Zielinski ha anche la pronuncia, potete anche su Transfermarkt potete anche andare a vedere come si dice Zielinski, perché il giocatore polacco. Sono andato a vedere gli skills, i gol di Veiga. Se uno avesse il tempo di fare gli skills e i gol di Zielinski, verrebbe un video di 15 minuti di una bellezza estetica. È uno di quei giocatori che se lo guardi giocare, le cose che fa, il modo in cui tocca il pallone, anche le cose che ha fatto proprio nel pratico, non solo le giocate fine a se stesse, ma anche quando mette in porta i compagni, quando finisce lui, non lo vedo. Cioè, se io guardo i video di Kvara l'anno scorso dico caspita, questo veramente ha un repertorio eccezionale alla sua età, mi impressiona e mi sbilancio. Onestamente su Gabri Veiga sì, ho visto delle belle cosucce, ma niente che non abbia visto fare a Zielinski, onestamente. Andiamo a vedere nello specifico il Piotr, perché se lo merita. È del 94, quindi ha ancora 29 anni, è presto per andare in Arabia, fa 30 anni l'anno prossimo, 1,80 m, piede ambidestro, mi dispiace, è proprio vero.
col contratto che scade nel 2024, ecco perché De Laurentiis sta su tutte le furie. Come vedete la posizione, centrocampista centrale, un po' sottopunta, ma può giocare bene anche a sinistra. È arrivato a valere secondo Transfer Market fino a 50 milioni e attualmente vale 35, quindi in teoria 5 milioni più degli altri due, ma questo non è vero e lo sapete benissimo, perché se un giocatore va per i 30 anni non può valere, anche se ha la stessa qualità, come un giocatore che ne ha 21 e che ha tutta la carriera davanti. Quindi sotto questo punto di vista, quando mi si dice ma Transfer Market, no, sono valori indicativi che poi cambiano nella realtà. Nello specifico Zielinski, come noi sappiamo molto bene, gioca in tutte le posizioni possibili del centrocampo, un po' anche arretrato, ma anche molto molto in avanti, può giocare anche sulle fasce, l'abbiamo visto fare con tutti gli allenatori che abbiamo avuto, e i numeri sono importanti. Andiamo a vederli nello specifico. Zielinski arriva a 441 partite totali, 62 gol, 53 assist, 47 cartellini gialli, per un totale di 28.000 minuti e qualcosa. Zielinski si attesta quindi a 3.8, cioè ogni 3.8 partite Zielinski arriva a fare un gol o un assist, ma se andiamo a fare il calcolo del minutaggio per i 90 minuti, indovinate? Ebbene sì, siamo a 2.7 come Gabry Veiga. Quindi, sebbene io vi dica che probabilmente Koopmeiners è il mio preferito tra queste tre soluzioni, quelli che poi ti fanno fare più gol e più assist sono Zielinski a tutti gli effetti sul lungo, perché lo ha fatto finora. Ogni 2.7 partite succede, e Veiga, nella brevissima sua esperienza, arriva a 2.7, quindi Koopmeiners arriva a 3. Perché? Perché Koopmeiners è più difensivo, quindi devi capire cosa ti serve, cosa vuoi andare a cercare. Tantissime le partite che si possono prendere in considerazione di Zielinski. Per quanto riguarda la percentuale di passaggi riusciti, Zielinski supera alla grande Gabry Veiga 77.7 e Koopmeiners 83.2 con un 85.6 di media, quindi più preciso nei passaggi, con moltissime più partite fatte, e quindi questo è una di quelle cose che si vedono poco, perché magari sono i passaggi semplici, i passaggi che passano dalla difesa all'attacco, passaggio del centrocampo, ma è importantissimo. Sempre secondo Who Scored, i punti di forza di Zielinski sono i passaggi chiave, i calci di punizione, i passaggi, vedete, very strong, strong and strong. Non ama fare i contrasti, e lo sappiamo, very weak, duelli aerei anche debole, e come stile di gioco gli piacciono i layoff. I layoff sono, se ho capito bene, perché non è facile, sono quei passaggi, diciamo i passaggi filtranti, che poi ti portano a una giocata senza che tu debba controllare il pallone. Può essere un passaggio in profondità che l'attaccante può tirare direttamente, o anche uno scambio, un 1-2, dove tu il passaggio nello stretto e il giocatore poi si può liberare del pallone con un altro passaggio senza doverlo controllare. Quindi sono dei passaggi precisi a seguire che mettono il compagno in condizione di giocare meglio. Questo è il suo stile di gioco. Gli piacciono i passaggi brevi e does not dive into tackles, cioè non ama le scivolate. Qua l'avevo letta anche, non si tuffa quando arriva un tackle, ma in realtà significa che non ama scivolare lui stesso. Dopodiché, un'altra cosa che probabilmente nessuno ha mai sottolineato di Zielinski è che salta pochissime partite. Guardate dead leg, poi ha una gamba morta, la mano morta. Vedete che ha avuto pochissimi problemi nella sua carriera. Ha saltato un paio di partite in una stagione, una partita in un'altra, un paio così, un giorno, 6 giorni, 4 giorni, 5 giorni, massimo vediamo un 22 giorni, ma era il coronavirus. Quindi questa è un'altra cosa. Zielinski sempre presente, ci puoi sempre fare affidamento, quindi altro che discontinuo. Altro. Di conseguenza, ragazzi, io mi sposto di nuovo dove mi devo spostare per fare le mie considerazioni finali. Partiamo dal presupposto che ci serve un vice anch'issa. Se fosse vero questo, tu puoi anche pensare di sostituire Zielinski con Elmas e ti prendi Koopmeiners, così Koopmeiners, che è un po' più difensivo, è un po' più fisico e ama di più fare i contrasti, lo puoi anche considerare vice anch'issa, lo puoi mettere lì. Un centrocampo Elmas, Lobotka, Koopmeiners si può sostenere, perché anche Elmas è offensivo,
offensivo, ma stiamo vedendo che lavoro di copertura comunque fa. Quindi ascoltatemi bene, in un possibile scenario dove effettivamente Zielinski ci lascia, l'unica cosa che mi darebbe veramente soddisfazione è Koopmeiners, che però ci possono continuare io la vedo difficilissima proprio a livello di mercato, perché l'Atalanta ha già incassato parecchi soldi e ci punta tantissimo, ed è difficile che te lo ceda. Se il giocatore si impunta, se il giocatore vuole giocare per forza in Champions, se tu gli dai uno stipendio un po' più alto, parliamo anche di stipendi. Koopmeiners, ho cercato le varie cose, qualcuno porta 1.5, qualcuno porta 1.9, qualcuno considererà bonus, qualcuno no, quindi insomma in quel reame gli puoi dare 2.5, lui è contento. Secondo me a Koopmeiners gli puoi dare anche 2.8, anche 3, perché li merita, e gli dai le mani le chiavi del centrocampo. A 25 anni, nel pieno della sua maturità, è uno che era capitano, è uno influente, lì ecco, io dico il Napoli applausi, ci alziamo in piedi e applaudiamo. Il discorso invece per Gabry Veiga è completamente diverso. Gli occhi su Gabry Veiga l'hanno messi nell'ordine, l'hanno messi il Manchester City, gliel'hanno messi il Liverpool, gliel'ha messo il Chelsea. È uno di quei prospetti che probabilmente diventerà un grande talento, lo è già un grande talento e può diventare un grandissimo centrocampista di attacco, con dei colpi importanti, con gol nelle gambe tanti, perché già da giovanissimo li fa. Però secondo me è un prospetto da Napoli. Attenzione, capiamoci bene, il Napoli secondo me è più propenso a spendere una buona cifra, perché lo abbiamo fatto in passato, per un giocatore così giovane che può crescere nel tempo, lo fai crescere e raddoppia il suo valore, che non uno già pronto come Koopmeiners. Capiamoci bene, quindi mi sembra più un prospetto da Napoli. Credo più alla possibile trattativa. Il Napoli dice: lo facciamo l'investimento da 40 per un prospetto spagnolo, come è stato fatto per Fabian Ruiz, clausola, te lo prendi e poi l'hai piazzato. Quindi ha più senso il discorso Gabry Veiga secondo me per il Napoli che non quello di Koopmeiners. Però a me piace di più Koopmeiners perché è un pochino più duttile, ti fa molte più cose ed è già pronto. Veiga, io già lo so, è uno di quei giocatori che piacerà a molti, e molti dopo 4-5 partite diranno le stesse cose che si dicono di Zielinski, che si dicono di Elmas, perché le loro caratteristiche sono così. E quindi se poi Gabry Veiga non segna un gol, non fa un assist o 4-5 dribbling a partita, è sparito dalla partita e diventa il nuovo Hamsik, e diventa il nuovo. Quindi rinunciare a Zielinski per me fa male, non solo perché ho il debole per Zielinski, ma perché è un giocatore fondamentale per il gioco del Napoli e mi è difficile immaginare la manovra fluida del Napoli senza Zielinski sul centro-sinistra. Abbiamo visto quante bellissime cose si sono fatte con lui, Mario Rui, Kvara, Lobotka a fianco, e poi i cambi di gioco, e poi te lo ritrovi da una parte, raddoppia. È veramente difficile per me rinunciarvici, ma se Zielinski ha deciso così, io non lo biasimo, si mette a posto il resto della vita sua, sono soldi che non si possono rifiutare. L'idea che dei giocatori così forti debbano per forza abbassarsi lo stipendio quando vanno a fare un rinnovo di contratto e una trattativa di rinnovo di contratto, anche se vogliono rimanere a Napoli, per me è anche mortificante per certi giocatori che hanno dato comunque tutto per questa maglia. Non vedo il perché si debba andare per forza a risparmiare. Il Napoli se lo può permettere anche di confermare un paio di contratti così, altrimenti siamo sempre lì che dobbiamo ricominciare da capo. Rimaniamo sempre in una media buona, perché troveremo dei giocatori di talento, però dobbiamo sempre ricominciare da capo. E secondo me questo fatto di aver vinto avendo abbassato gli ingaggi l'anno scorso, De Laurentiis ha detto: questa adesso è la regola, si vince così e speriamo che sia così. Però io non sono pronto a rinunciare a Zielinski. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere qual è il vostro preferito, se ne avete altri, perché sicuramente io questo nel finale vi dico questo: si fanno troppi, quando il nome esce da troppo tempo. Ricordate che Fabrizio Romano diceva pure Almada, il Napoli è interessato a Almada, si sono fatti tantissimi nomi di centrocampi. Quello che non vedo io è il vice Anghissà, quindi potrebbe uscire un nome che non è stato fatto, e visto che ho fatto il video questi due non vengono, scusatemi.